7 cuccioli sono stati abbandonati ieri sera dentro un cartone sigillato. Una scena straziante che ha mobilitato l'intera comunità. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Iscriviti e metti un like per aiutarmi a dare voce a chi non ce l'ha. Oggi raccontiamo la crudeltà e il miracolo di 7 piccole vite salvate. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 21 lungo la strada principale di Is Urigus, frazione di San Giovanni su Ergiu. I piccoli di poche settimane erano stati chiusi senza aria né cibo, lasciati al freddo in attesa di un destino crudele. Chi ha potuto compiere un gesto così vile? Grazie alla segnalazione di un passante che ha sentito i lamenti, i volontari locali sono intervenuti in pochi minuti. I 7 cuccioli sono stati messi in sicurezza, ma ora si cercano testimoni o immagini delle telecamere di Is Urigus per identificare il responsabile. L'abbandono di animali è un reato penale, ma oltre alla legge c'è il dramma di un randagismo fuori controllo in questa zona del Sulcis. I piccoli ora sono in stallo, ma il canile locale è già al collasso. Questa storia ci ricorda quanto ci sia ancora da fare per la civiltà nella nostra terra. Iscriviti per non perdere i prossimi aggiornamenti e metti like se anche tu condanni questo gesto. Cosa rischia chi abbandona 7 cuccioli al gelo? È ora di pene molto più severe in Sardegna. Grazie di cuore per aver seguito questa vicenda fino alla fine. Ti saluto e ti abbraccio, ci vediamo nella prossima notizia.